Beh sì, siamo presi dai 2500 anni di Napoli, infatti vi saluto dal luogo dove tutto è cominciato, in realtà qualche secolo prima, quando questi greci venivano dal nord, da Cuma, sì, è nord rispetto a Napoli, e vennero a fondare il primo nucleo abitativo che chiameranno Partenope, in omaggio alla sirena Partenope, ma qualche secolo dopo, sapete, insomma, pare che se non pettere Giarratel, insomma, alla fine decisero di rifondare la città da un'altra parte, 2500 anni fa, 475 a.C., più 2025, 2500 anni. Ecco perché quella che si celebra adesso è la Neapolis, la nuova città, quella che verrà rifondata dalle parti più o meno di Sant'Aniella a Capinapoli, a Rossane e Cliniche Capinapoli, insomma alle spalle di Piazza Cavour. Pure lì, come qui, c'era la rupe difensiva che difendeva dagli attacchi dall'interno, qui la rupe del Monte Echia difendeva invece dagli attacchi dal lato mare. Ecco perché ancora oggi quello è il luogo più salubre di Napoli, San Daniele a Capinapoli, Coppolo per Cappiello e Casa San Daniele, si usava dire. Proviamo a risparmiare sull'abbigliamento, usiamo una coppola per cappello ma non lesiniamo sull'abitazione, deve essere la più ricca possibile, la meglio esposta possibile, quella con l'aria più salubre. Vabbè, qualcuno dovette dire, questa l'abbiamo chiamata Partenope, la vecchia città che poi diventa Paleopolis, inglobata nella Neapolis, e dice vabbè perché qua ci stava la tomba della sirena Partenope, ma qualche greco dovette dire vabbè ma dammici un nome a sta città nuova, no? Vabbè, per il momento chiamiamola città nuova, Neapolis, poverim. Ecco, voi sapete che però tutte le cose provvisorie a Napoli sono sempre quelle definitive e Neapolis, Napoli è rimasta.